Ben ritrovati sul canale Fox AGS. Allora, oggi video celebrativo per l'allunaggio di 50 anni fa, il 20 luglio del 1969, il modulo lunare scendeva sulla Luna e c'era il primo allunaggio con la missione Apollo 11. Qualche ora dopo, nel frattempo si era fatto il 21 luglio, i primi due uomini mettevano piede sulla Luna. Oggi racconterò come è stato possibile arrivare a questa impresa e quali erano le fasi di una missione che portava gli uomini sulla Luna. Questo video lo troverete su entrambi i canali, ma sul canale Black Horse Napoletano sarà un poco più dettagliato. Per mandare l'uomo sulla Luna è stato costruito il più grande vettore della storia dell'umanità, il Saturn V, alto 111 metri, che nemmeno i razzi che portavano gli shuttle arrivavano a questa altezza, anzi lo shuttle era poco meno della metà. Il vettore Saturn V era alto 111 metri, era composto da un primo stadio che già questo era alto 42 metri, poi un secondo stadio e un terzo stadio all'interno del quale c'era il modulo lunare, che a sua volta era composto sia del vano dove stavano i due astronauti, sia dello stadio di discesa che dello stadio di risalita. Poi c'era la componente modulo di servizio e modulo di comando, e questa era posta in cima al razzo. Sopra il modulo di comando era posto un altro piccolo razzo di emergenza che serviva per salvare gli astronauti qualora nelle prime fasi del lancio il razzo poteva esplodere, soprattutto in fase di partenza. Fortunatamente nessuno dei razzi è mai esploso dalla missione Apollo 7 alla missione Apollo 17. La partenza di tutti i vettori che hanno portato l'uomo sulla Luna avveniva da Cape Canaveral. Al momento del lancio si sprigionava una notevole energia acustica, tanto che bisognava usare un'enorme quantità di acqua per attutire il suono, che altrimenti avrebbe addirittura distrutto lo stesso razzo. Il razzo partiva alla velocità di 8.450 km/h e raggiungeva i 61 km di altezza. A questo punto il primo stadio veniva sganciato. Il combustibile del primo stadio è formato da cherosene e ossigeno liquido. Accensione del secondo stadio, che porta il razzo alla velocità di 25.000 km/h in 6 minuti e all'altitudine di 180 km. È sganciato il secondo stadio, acceso il terzo stadio per 2 minuti e mezzo per far salire la velocità a 28.000 km/h e consentire agli astronauti con il loro veicolo di porsi nell'orbita detta di parcheggio. Sono passati dal momento della partenza dalla base di Cape Canaveral 12 minuti. Il veicolo compie un'orbita e mezza intorno alla Terra. Gli astronauti in questo tempo controllano che tutti i sistemi di bordo sono efficienti. Compiuta un'orbita e mezza è acceso il terzo stadio, che sgancia il veicolo dall'orbita di parcheggio e lo porta in 6 minuti alla velocità di 36.600 km/h, ovvero 11 km al secondo, velocità necessaria per sfuggire all'attrazione terrestre, e dirigono il veicolo verso la Luna. A questo punto avviene una manovra molto delicata. Viene estratto dal terzo stadio il modulo lunare e il modulo di comando e il modulo di servizio, cioè la parte del veicolo composta da modulo di comando e modulo di servizio, si sganciano da ciò che rimane del terzo stadio, ruotano di 180 gradi e si agganciano al modulo lunare, stesso mentre i due veicoli sono in viaggio. Ciò che è rimasto del veicolo dopo aver sganciato i 3 stadi sono il modulo di comando e il modulo di servizio, a cui è agganciato il modulo lunare.
in questo assetto si compie il viaggio verso la Luna, che dura 3 giorni ed è un viaggio fatto per inerzia. La gravità terrestre rallenterà il veicolo come se fosse in salita e arriva in questo modo, rallentando progressivamente, fino alla distanza di 326.521 km dalla Terra. A 55.521 km dalla Luna il veicolo entra nel campo gravitazionale del nostro satellite ed inizia la discesa verso la Luna. L'avvicinamento avviene per una serie di orbite a spirale, una più stretta dell'altro, fino a raggiungere un'orbita stabile posta tra i 115 e i 138 km d'altezza dal suolo lunare e da una velocità di 5.900 km orari. I 2 astronauti destinati a scendere sulla Luna lasciano il modulo di comando e salgono sul modulo lunare. Il modulo lunare si stacca dal resto del veicolo. Il modulo lunare scende verso la superficie usando il motore per la discesa, che serve per frenarlo dai 5.900 km orari di velocità a 0. Diamo conto che non è possibile utilizzare i paracaduti perché sulla Luna non c'è atmosfera. La manovra avveniva manualmente ed erano gli astronauti che poi, dal punto di allunaggio previsto, avevano la facoltà di poterlo cambiare all'ultimo momento, regolandosi su ciò che vedevano dagli oblò della superficie, scegliendo il punto migliore per posare il modulo lunare. Raggiunta la superficie lunare, i 2 astronauti fanno attività extraveicolari. Non è che le attività extraveicolari cominciavano subito dopo l'allunaggio. Nel caso di Apollo 11 si aspettò qualche ora prima di far scendere gli astronauti. Infatti l'allunaggio avvenne il 20 luglio, ma poi passarono alcune ore e il primo piede sulla Luna fu posato il 21 luglio. Tra le attività extraveicolari venivano fatte delle riprese, dei film, poi varie attività scientifiche, venivano raccolti campioni di rocce lunari. Apollo 11, la prima delle 6 missioni con uomini sulla Luna, le attività extraveicolari sono durate complessivamente 21 ore e 36 minuti, mentre il record delle attività extraveicolari spetta all'ultima delle 6 missioni, Apollo 17, con 75 ore e 1 minuto. L'astronauta rimasto sul modulo di comando ha anche lui una funzione molto importante. Può sembrare meno importante dei 3 astronauti della missione, ma in realtà la sua missione è importantissima perché lui ha il compito di dover recuperare i suoi 2 compagni e di manovrare il modulo di comando per agganciarsi al modulo lunare. Non solo, ma mentre i 2 compagni sono sulla Luna a fare le attività extraveicolari sulla Luna, anche lui ha i suoi compiti. Nel caso di Collins, il primo compito che aveva era individuare il modulo lunare sulla superficie e non riuscì a individuarlo subito perché non era atterrato nel punto dove era stato stabilito a priori della missione, ma i 2 astronauti dovettero trovare un punto un poco più in là. Un altro momento molto delicato della missione è la ripartenza dalla Luna e l'incontro tra il modulo lunare e il modulo di comando. Questo è un momento delicatissimo perché qualora per un qualche motivo non si dovesse accendere il motore della ripartenza del modulo lunare, gli astronauti sarebbero condannati a morire sulla Luna e il loro compagno rimasto in orbita dovrebbe tornare da solo sulla Terra. La partenza avveniva con degli esplosivi che staccavano il modulo lunare dallo stadio di discesa, si accendeva lo stadio di ripartenza e si dava la spinta fino all'orbita dove si trovava il modulo di comando. Qua veniva la manovra, la delicatissima manovra di aggancio, che sia per la ripartenza in tutte e 6 le missioni con uomini sulla Luna non ci sono stati problemi per la ripartenza, e sia per l'aggancio col modulo di comando non ci sono stati problemi e queste manovre sono avvenute con successo. Il carburante per la risalita era il minimo indispensabile, per cui non bisognava sbagliare niente nella risalita.
Avvenuta la manovra di aggancio, i due astronauti che si trovavano nel modulo lunare trasferivano tutto ciò che avevano raccolto dalla Luna, sia i filmati che avevano fatto per la storia, per i posteri, dove noi oggi possiamo anche vedere come saltellavano sulla Luna, come cadevano sulla Luna, le attività che facevano, e sia i campioni lunari che avevano raccolto e tutti i dati scientifici che avevano raccolto, e poi si trasferivano anche loro sul modulo di comando. Si sganciava il modulo lunare dal modulo di comando e questo veniva fatto precipitare sulla superficie della Luna. Col combustibile presente nella combinazione modulo di servizio e modulo di comando si faceva la risalita fino ai 55.500 km di altezza dal suolo lunare e poi si cominciava la discesa verso la Terra alla velocità di 38.000 km orari, senza alcuna possibilità di frenare. La discesa logicamente cominciava dai 326.000 e dispari chilometri di distanza dalla Terra. Il modulo di comando, dove alloggiavano gli astronauti, era dotato di uno scudo termico che serviva per attutire gli effetti del calore dell'attrito al momento del rientro nell'atmosfera, ma ciò non era sufficiente. Oltre a questo scudo era necessario un determinato angolo di entrata nell'atmosfera, un angolo ben preciso di 6,5 gradi, con una tolleranza di più o meno 1 grado. E infatti questa era una manovra e un momento molto delicato di tutte le missioni del programma Apollo, cioè il rientro nell'atmosfera. Se il modulo di comando si fosse avvicinato all'atmosfera con un'inclinazione inferiore ai 5,5 gradi, sarebbe rimbalzato sull'atmosfera e finito nello spazio, dove gli astronauti poi sarebbero purtroppo condannati a morire per mancanza di aria e di fornimenti. Con un'inclinazione superiore ai 7,5 gradi lo scudo termico non avrebbe retto l'attrito con l'atmosfera, il modulo di comando si sarebbe disintegrato nell'atmosfera, così come avviene con le stelle cadenti. Prima che il modulo di comando possa fare la manovra di rientro nell'atmosfera, si staccava dal modulo di servizio. Durante la discesa si aprivano i paracadute che rallentavano la discesa del modulo di comando e questo poi ammarrava in un punto prestabilito dell'Oceano Pacifico, dove c'era una portaerei ad attendere gli astronauti. Sia gli astronauti e sia il modulo di comando col suo prezioso carico erano poi portati a bordo della portaerei e così si completavano le missioni del programma Apollo. Tutta questa missione è stata un'impresa eccezionale. Tante cose dovevano andare alla perfezione, anzi ogni dettaglio doveva andare alla perfezione e per fortuna, eccetto per la missione Apollo 13, è andato tutto bene. 12 astronauti sono scesi sulla Luna, 6 hanno girato intorno alla Luna e gli altri 3 di Apollo 13, malgrado un incendio a bordo, sono riusciti a tornare sani e salvi a casa. È stata un'impresa notevolissima e il programma Apollo ci insegna che quando c'è la volontà di fare qualcosa, effettivamente si prendere la Luna, si può riuscire a fare tutto. Quando si fa un grande lavoro di squadra, quando si fa un lavoro di comunità, si riesce a fare qualsiasi cosa. I 3 astronauti è solo quello che si vede o quello che si vedeva di tutta la missione, ma in realtà dietro di loro c'era il lavoro di centinaia di migliaia di persone, anzi di 500.000 persone, dagli ingegneri, dal comando a Houston, da quelli che mettevano il combustibile nei missili, a chi ha montato i missili, a chi ha costruito le tute spaziali, a chi ha costruito lo scudo termico del modulo di comando per il rientro, a chi ha costruito i paracaduti, a chi ha costruito ogni singolo elemento.
È stato veramente un grandissimo lavoro di squadra, una nazione si è giocato il suo prestigio in una maniera notevolissima in diretta TV. Qualsiasi cosa sarebbe andata storta, qualora gli astronauti fossero morti, il ritorno d'immagine per gli Stati Uniti sarebbe stato negativo e catastrofico. Invece è andato tutto bene e hanno fatto una grande impresa, un'impresa che aveva senso in quel contesto storico di guerra fredda e di competizione continua e costante con l'Unione Sovietica, competizione in ogni ambito, sia nell'ambito scientifico, sia nell'ambito militare, sia nell'ambito politico e a volte anche nell'ambito sportivo. Basti pensare alle sfide accese per il titolo olimpico di basket tra Stati Uniti e URSS. Anche quelle hanno fatto parte di questa sfida tra USA e URSS. Sono passati 50 anni dal primo allunaggio e quasi 45 dall'ultimo e non ci siamo più tornati sulla Luna. Perché non ci siamo tornati? Perché considerando quanto è stato difficile portare a termine queste missioni, quando è stato rischioso, tutti i margini di rischio che c'erano a ogni passaggio, quanti momenti delicati c'erano, effettivamente a un certo punto si è perso anche l'interesse e poi forse si è anche preferito non rischiare. Però ci torneremo sulla Luna e questa volta non ci torneremo per piantare una bandiera e per raccogliere qualche roccia, ma ci torneremo sicuramente per rimanerci stabilmente e costruire delle basi lunari, secondo me. E speriamo che ci riusciremo a tornare presto e questa volta ci torneremo non in competizione un paese contro un altro, ma in cooperazione tra vari paesi. E per cui quello che gli Stati Uniti hanno fatto da soli con 500.000 uomini potranno fare tanti paesi di tanti continenti diversi insieme e potrebbe essere molto più facile. Me lo auguro, perché io sto aspettando che l'uomo ritorni sulla Luna da tanti e tanti anni, speriamo che riesca a vederlo quanto prima possibile. Io vi ringrazio che mi avete seguito fino alla fine del video, vi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche così sarete aggiornati in tempo reale quando pubblico nuovi video. Ci vediamo in un prossimo video.